Assessore, qual è il messaggio che lancia questa iniziativa? Il messaggio che vogliamo lanciare è proprio quello di sensibilizzare i ragazzi alla non violenza. La non violenza oggi ricordando proprio le donne, le ragazze, ma la violenza in generale, e questo si può fare solo attraverso appunto questi incontri con i nostri giovani delle scuole. Questo evento è stato voluto fortemente dalle quote rosa del Consiglio Comunale, che mi onoro di rappresentare, dalla Giunta Comunale unitamente al Sindaco e tutta l'amministrazione comunale. Perché oggi qui il 25 novembre? Perché non è soltanto la data sul calendario, ma è un invito a guardare in faccia il problema, ossia appunto la violenza contro le donne, a rompere il silenzio, ad impegnarci ciascuno nel proprio ruolo. Quindi oggi che cosa avverrà in questo convegno? Sicuramente ci fermeremo a riflettere su quello che è un po' il nostro quotidiano, ossia le nostre relazioni, il rispetto, la libertà di scegliere chi essere, soprattutto il diritto di nessuno di subire violenza. Oggi 25 novembre 2025 è giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E Voci di Donne è una manifestazione che ha inteso, grazie ai miei contributi artistici, ha inteso rivolgersi alle donne, a quelle donne che nell'intimità delle loro case non hanno il coraggio di parlare, di buttare fuori le loro voci, e quindi noi l'abbiamo fatto in modo che anche loro possano capire di uscire fuori dalle loro case e parlare. Una manifestazione molto articolata, sono stati numerosi gli interventi, abbiamo avuto il piacere di numerosi ospiti che sono stati intervistati dalla nostra Margherita Trubiano, che si è prestata e ha arricchito quest'oggi questa manifestazione. E mi auguro che così molte donne in difficoltà, molte ragazze, molte giovani che stanno soffrendo all'interno delle loro mura domestiche possano uscire e gridare a gran voce, ed è per questo che noi siamo state oggi qui come Voci di Donne.